Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Gentili amici e amiche della Visione dell'Ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con Rivignano dove stiamo per iniziare la serata di inaugurazione della Fiera dei Santi 2022. Siamo in attesa di sistemare, come si dice, con il campanile. Insomma, il campanile è il simbolo del comune, dell'Agorà, in un certo senso, il simbolo anche della comunità stessa. Siamo in attesa anche di capire come funzionerà e come procederà la cerimonia inaugurale, visto che il programma è stato cambiato all'ultimo istante, e dunque siamo qua in attesa. Chiaramente ritardo canonico dovuto al fatto degli ultimi ritocchi, gli ospiti in arrivo, qualcuno ha trovato traffico e via dicendo. La serata è tipicamente non autunnale, anzi possiamo parlare di serata primaverile, calda, la gente sta affluendo in massa in quel di Rivignano per cominciare anche a assaporare le specialità tipiche presenti all'interno dei vari chioschi, dei vari stand. Quest'anno con la grande novità, come avete potuto seguire, cari amici di friulitv.net, dell'inaugurazione della nuova Agorà del Friuli, che è stata inaugurata a inizio settembre e poi messa in pratica praticamente già con l'inizio di questa importante avventura. Ripetiamo, siamo qui in attesa di capire cosa succederà. Il bello della diretta è anche questo. Dunque noi adesso spostiamo piano piano la telecamera, apriamo l'inquadratura sulla piazza. Vedete già inquadrato il sindaco Mario Anzil insieme al cerimoniere, che sarà l'amico Leonarduzzi. Poi vediamo altre rappresentanze politiche e civili e anche militari, usiamo questo termine, che stanno affluendo nel punto previsto dove scatterà questa inaugurazione 2022. Ultimi preparativi, come si dice, per vedere. Poi arriverà chiaramente la banda, che altri, vedo Barberio che sta giungendo in questo momento, poi ci sono altri, chiaramente i rappresentanti dell'amministrazione comunale presenti per quanto riguarda la partecipazione in massa. Dicevo, una serata tipicamente primaverile, 18 gradi segna il nostro orologio, ci dice che sono 18 gradi per quanto riguarda la serata, al massimo arriveremo a 15 e dunque è una temperatura ideale per invogliare la gente ad uscire e a partecipare, a approfittare per quanto riguarda questa edizione 2022 che torna agli antichi fasti dopo i 2 anni sabbatici. 2020 causa Covid non si è fatta, mentre nel 2021 c'erano delle restrizioni ben precise che non hanno permesso, insomma, di sfruttare in lungo e in largo quello che è l'evento con tutte le restrizioni del caso. Dicevamo, da oggi finalmente si torna alla normalità, si torna ai vecchi tempi. 5 giorni di festa, si inizia stasera e si conclude poi mercoledì 2 novembre con il Festival della Canzone Funebre che si svolgerà nel Palatenda allestito nella vecchia Agorà di Rivignano. Dicevamo, siamo in attesa che inizi ufficialmente la manifestazione con l'arrivo della banda qui in piazza, anzi il gruppo storico per la precisione,
e poi il taglio simbolico del nastro da parte del primo cittadino, la parola poi a tutti i presenti per le solite frasi di rito e convenevoli della situazione del momento. Il programma va un po' per le lunghe, era previsto alle 18:30 a dire il vero l'inaugurazione, poi è stata posticipata alle 19. Ora siamo qui che cerchiamo un attimo di intrattenervi con qualcosa, giusto per attendere, perché nemmeno noi sappiamo cosa sta per succedere. Il bello della diretta, come dicevo prima, è anche questo, quello cioè di dover improvvisare. Quando facciamo una piccola panoramica della piazza di fronte al Duomo di Rivignano, che si sta man mano riempiendo. Adesso noi ci spostiamo con la camera perché qui proprio la posizione non è quella eccezionale. Si dice, forse ci siamo, stiamo per partire. Chiaramente non ci siamo solo noi, ci sono altri colleghi che si sono già piazzati con telecamere e microfoni per immortalare il momento. Vediamo anche il comandante della polizia locale assieme al comandante della stazione Carabinieri di Rivignano. Forse ci siamo, hanno fatto le ultime prove microfono per quanto riguarda la piazza. Cercheremo un po' di catturare anche quello che è il discorso. Eccoci qua, forse ci siamo. Sentiamo in bassa frequenza il... Siamo esseri immortali, caduti sulla terra. Forse ci siamo, forse no, non ancora. Avete sentito un attimo anche la prova microfono per quanto riguarda l'avvenimento. Vediamo, tra l'altro è appena giunto anche l'ex primo cittadino di Pocenia. Dicevo, la serata tipicamente poco autunnale, più di tarda primavera, il termometro segnava pochi minuti fa 19 gradi, si comincia a sentire una leggera umidità, ma che tecnicamente e teoricamente è normale, vista la località. Ci troviamo in una zona interessante del Friuli per quanto riguarda il medio Friuli, con il fiume Stella che ne fa da padrone, ma altri corsi d'acqua che danno vita e poi sfociano all'interno della laguna di Grado e Marano, e dunque tecnicamente l'umidità si dovrebbe sentire normalmente, però ripeto, siamo veramente anche qui in una situazione un po' anomala per quanto riguarda la temperatura. Vediamo, fanno cenni, forse si inizia. Il gruppo storico lo vediamo a circa 20 metri da dove è piazzata la nostra postazione, che sta per cominciare. Sono anche loro in attesa di... Vediamo se riusciamo a fare una battuta al volo. Da dove venite come gruppo storico? Assisi. Assisi, bene. Quante ore per arrivare qui in Friuli? 7. E non è la prima volta che venite a Rivignano? No, ormai siamo di casa. Doc. Complimenti, attendiamo solo il via, come si dice in questi casi. Come vedete, la Fiera dei Santi è diventata internazionale in un certo senso, anche fuori dai confini del territorio comunale di Rivignano. Ecco, chiaramente appena che il sindaco darà il via, cominceremo a sentire direttamente da loro la voce e quello che accadrà. Abbiamo sentito adesso il responsabile del gruppo storico di Assisi che darà l'avvio ufficiale a quanto riguarda la fiera. È stata già inaugurata ufficialmente già nel pomeriggio, perché i chioschi dalle 3 sono già operativi, però manca, come si dice, quel
virtuale taglio del nastro per darne proprio il via ufficiale, dai, tanto per essere chiari. Come sempre dobbiamo attendere i politici che sono famosi per i loro 15 minuti di ritardo, ma è ormai una prassi anche in Friuli. Una volta il Friuli era considerata la lontana provincia dell'impero, ma si è un po' adattata ai sistemi romani e dunque come succede a Roma anche in Friuli cambi il paese, ma rimane, come si dice, la massima. Ecco, sentiamo in lontananza che arrivano. È partito in questo momento il gruppo storico, potete sentire anche dal rumore. Sindaco Siamo nel mezzo, siamo qui e siamo nel mezzo, nel cammino. Un po' più stretti se volete entrare. ultime prove tecniche, 19 e 10 minuti. Per chi si fosse messo in ascolto audio e video in questo istante, stiamo trasmettendovi dalla piazza centrale di Rivignano, dove tra qualche istante inizierà ufficialmente l'inaugurazione ufficiale della Fiera dei Santi 2022. Ripetiamo, siamo in attesa anche del Vanessa, ti faccio una cosa dietro. Io avanti adesso. Vai un passo avanti. Ancora. prove tecniche di trasmissione, come potete vedere, tutto in diretta. Allora, buonasera, ecco il rullo dei tamburi. Allora, il rullo dei La parola adesso a Gianfranco Lenador. Benvenuti fino a qua per salutare, per dare il via, inaugurare questa sera la più grande festa storica, culturale, con tanta passione, tanti ricordi e tanta storia che riunisce questa Fiera dei Santi a Rivignano Teor. Facciamo attenzione perché è un terreno minato. Allora, grazie a tutti, grazie a voi per questa vostra presenza, partecipazione soprattutto delle autorità. Stiamo aspettando anche il sacerdote, appena finita messa, poi verrà da noi quindi per salutare e benedire questa manifestazione. Uniamo come si dice, il sacro e il profano. Allora, grazie al sindaco Mario Anzil, benvenuto, buonasera, subito diamo. Sì, allora aspettiamo un attimo. Ecco, come potete capire, insomma, il canovaccio del programma sta cambiando secondo per secondo, dunque siamo anche noi cercare di capire cosa succede. Vediamo che il gruppo storico di Assisi sta raggiungendo la piazzetta qui fronte il Duomo di Rivignano e poi in teoria dovrebbe iniziare ufficialmente con il taglio del nastro la Fiera dei Santi 2022. È un programma tutto da seguire, lo potete, per i nostri amici che sono in questo momento alla visione all'ascolto, potete andare sul nostro sito, cliccare appunto sugli speciali fatti sul comune di Rivignano in occasione della fiera e c'è un po' tutto il programma da qui fino a il 2 novembre prossimo compreso. Intanto sta entrando il gruppo storico di Assisi. Ora si elimina con questi
bel applauso. Virtuale, ma c'è. Un applauso virtuale, ma c'è. Facciamo una panoramica anche. Allora, facciamo fare ancora un break percussionista ai nostri amici di Assisi. Volete fare ancora una piccola esibizione prima dell'inaugurazione che tanto arriva? Ha detto mai? Allora, vogliamo intonare i De Profundis? Dai. Ora la parola è passata al conduttore della serata, Gianfranco Leonarduzzi, che sta facendo un po' di melina, usiamo questo termine, per cercare insomma di recuperare il tempo perduto lungo il cammino di nostra vita in questa inaugurazione della Fiera dei Santi 2022. Dovrebbe passare tra poco la parola al sindaco Mario Anzil per la voce ufficiale e così cominciare un po' quello che riguarda insomma i discorsi di rito. Dovrebbero intervenire forse anche altri personaggi. Intanto vedete Vanessa Bello, che è il vice sindaco da una parte, e l'amico Bazzo, che invece fa parte del comune, dall'altra, e fanno un po' da supporti per quanto riguarda il taglio del nastro. E adesso andiamo a vedere, anzi andiamo a sentire anche le parole del sindaco proprio in diretta. Più positivi auspici. Il tempo a livello climatico è sicuramente favorevole. Questa è una fiera antichissima, millenaria, è una magia che da secoli si rinnova, ha importanti poeti e letterati, da Aldo Foscolo al Colpo Diego, che a lungo ne ha scritto nelle versioni in italiano, e noi cerchiamo, con l'aiuto davvero di tutta la comunità, che si ritrova assieme a lavorare per mesi e oggi e cerchiamo questa magia di portarla avanti. Poi voi avete la grande responsabilità, e dopo chiudiamo, anche perché Rivignano è stata teatro negli anni orsono, 600-700 anni fa, della congiura dello Stella, quindi voi avete salvato il patriarca. Ha occupato circa 600 anni fa, proprio a questa fiera, e per diversi anni lo abbiamo rievocato la sera del 31 di ottobre. Era la sera storica per la festa di Rivignano. Quest'anno però rievocheremo un altro episodio capitato circa 500 anni fa, sempre il 31 ottobre, sempre qui in piazza Rivignano. E quindi è una serata magica che culminerà con l'incendio del cielo, il campanile, è una serata che non potete mancare. Dopo domani sera, mi pare, no? Però poi avete voluto, dopo chiudiamo con il sindaco, colorire la serata anche con questa Miss Mondo, donne e morte,
donne, non solo dolori, ma anche... Beh, d'altronde ci vuole sempre anche il colpo d'occhio per quanto riguarda il gentil sesso, queste giovani ragazze che stasera si esibiranno qui nella vecchia Agora per quanto riguarda Miss Mondo, insomma un'opportunità anche a loro, tantissime le ragazze provenienti un po' da tutta la regione Friuli Venezia Giulia, per cercare poi di passare ulteriormente e perché no, magari domani diventare una futura Leotta, tanto per citarne una, la prima che capita. È arrivato anche il presidente del Consiglio regionale Zanin, vicino proprio al sindaco. Allora, Felice, venga Felice al telefono, allora l'esponente degli Alpini, che ti dà sempre, ecco l'esponente degli Alpini, che è il gruppo Rivignano degli Alpini, dei studenti, quindi cura, diciamo così, la parte logistica, non è sempre un impegno tra il vostro e la sicura, come si dice, il successo di questa festa. Sì, ormai da anni siamo presenti sempre in questa cerchiamo sempre di fare meglio per avere anche gente aiutare tutto a portare gente. È impegnativo? Sì, perché abbiamo un po' di gente che ci sta dietro e è molto impegnativo. Allora, l'altra associazione importante, vediamo un po' se sia felice. Eccoci qua. Allora, Stella, Paolo del Capo, sempre felice. Allora, Stella Bolle. Fatemi capire una cosa. Io ho saputo, adesso vi dico un segreto, che ciò che riguarda l'istituzione va benissimo, Rivignano Teor, con tutti d'accordo. Nel momento in cui voi cominciate a parlare di squadre di calcio, squadre di basket, c'è la squadra di calcio del Teor, che non vuole saperne con Rivignano, è vero? Ma siccome io ho fatto parte della pallavolo, con il calcio non lo so, noi come Rivignano siamo uniti con Teor con Rivignano, quindi i problemi non ci sono. Bravo, sento l'applauso anche, sento l'applauso del sindaco di Teor, quindi per questo c'è Emanuele che ha applaudito, quindi teniamo presente questo applauso. Bene, come stanno andando le cose nell'agonismo? L'algoritmo sta andando bene, oggi abbiamo fuori tre squadre da giocare, Serie B. Allora, un esponente associazione, ancora qualcuno? Che vogliamo? Ecco qua. Ma la foto, tengo io. Se poi dici delle cose che non vanno bene. È arrivato il David, per chi non lo conosce, che è uno dei referenti per quanto riguarda la banda dello Stella. Tra l'altro Rivignano ha due bande, la banda dello Stella e la banda Primavera, un po' sorta di derby Milan-Inter, tanto per essere chiari, cioè o sei stellista o sei primaverista, ecco, tanto per essere chiari. Ecco, il David chiaramente come suo solito non mette mai il microfono vicino, è la sua abitudine. Ecco, forse adesso lo sentiamo. Bene, viva la banda! Tieni le forbici e suona con le forbici. Bene, allora, ancora qualche esponente di associazione che poi Ramos, no, non ce ne sono, i digiti. La Proloco. Adesso la parola passa al presidente Proloco, che è un po' l'anima fondamentale, anche che grazie alla sua partecipazione dà quel contributo per poter mettere in moto poi tutta la macchina organizzativa. Stiamo facendo un'attività che è tutto ciò che non si vede, quindi allestimento dei palchi, gestione del mercato per questo evento, e un grande lavoro di quante persone tu governi? Una trentina, sì. Tanti ragazzi, tutti giovanissimi, costantemente chiedono di entrare in questo gruppo, e bene, e questo con molta soddisfazione. La maggior parte sono di Teo, Chiari, adesso visto che siamo in tema, scusate. Ecco, tra l'altro va detto che qui ci sono diverse Proloco all'interno del comune di Rivignano Teor che collaborano tra loro, e questa è una cosa importante perché chi non sa, il Friuli è un paese di super campanili dove addirittura a volte ci si scontra tra borgate della stessa frazione,
Qui invece c'è questa, per fortuna, questa mentalità, ci sta chiaramente la rivalità magari tra la frazione e il capoluogo, però quando c'è da collaborare, insomma, si fa squadra e si va avanti per portare a casa questi bei avvenimenti. Va bene, grazie Presidente della Prodato, buone cose. Arriva. Forse ci siamo per il taglio. Il Presidente del calcio Teoro, il Presidente del calcio Teoro. Ecco, adesso la parola al Presidente del calcio Teor. Chi è più avanti in classifica? Ecco la categoria, quella è superiore a quella di ah Mario, il Teo, bisogna vedere la squadra che vediamo, vedi? No, anche per vedere un derby, no? Chissà come sarebbe il derby tra Livignano e Teo di calcio. C'è già stato. Va bene, allora quindi come stanno anche voi date la mano alla... Il campo ce l'avete in comune con Livignano tu? Bene, viva così. Allora, grazie Presidente. Allora andiamo, possiamo procedere con le forze dell'ordine, se vogliono partecipare, se no, assolutamente, quindi tutto procede la banda. La banda. No, abbiamo già sentito la banda. Sono due bande. Un'altra banda. Qui, come vi ho detto, ci sono due bande, c'è la banda dello Stella e questa è la banda Primavera. Prima abbiamo sentito dello Stella, adesso invece sentiamo banda Primavera. Ecco, vedete che è stato colto un po' in castagna anche l'amico Leonarduzzi, si è fatto un explosive da solo in un certo senso. L'audio purtroppo, dicevo, non è proprio il massimo perché anche noi abbiamo fatica a sentire, dunque cerchiamo un po' di capire. Chiaramente il cerimoniale vuole che si sfrutti in un certo senso, si faccia conoscere i rappresentanti delle varie associazioni che insieme alla Proloco e all'amministrazione comunale poi hanno messo in piedi questa edizione 2022 della Fiera dei Santi qui a Livignano. Dovremmo esserci per quanto riguarda il taglio del nastro, c'è i donatori di sangue chiaramente, dopo i donatori di sangue teoricamente dovrebbe esserci il taglio del nastro. Come stai? Anche qui non si sente nulla, dunque riprendiamo noi da bordo campo per raccontarvi altre cose. Dicevo, c'è un grosso afflusso di persone che sta raggiungendo la piazza centrale, non solo. La temperatura è in voglia, siamo sui 18 gradi, insomma più che autunno siamo in tarda primavera e il tempo promette bene per quanto riguarda il proseguio fino alla chiusura dell'edizione 2022 della Fiera dei Santi, che sarà mercoledì con il Festival della Canzone Funebre, che è un po' una sorta di Sanremo ante litteram. Adesso c'è l'esponente del Real Sella. La squadra che tra l'altro, va detto, gioca nel campionato amatoriale con il calcio a 11, ma anche nel calcio a 5 per quanto riguarda la stessa squadra, però in divisa, insomma, calcio a 11 e calcio a 5. Bravissimo. Allora, prima la squadra di Sella, che sentiamo dopo. Salve, buona giornata, buon divertimento. Abbiamo ancora qualche associazione confinita. Allora, sentiamo che lo voglio dire. Siamo in attesa che arrivi Don Brida, che l'ho visto tra poco, anzi l'ho già visto, che dovrebbe arrivare tra qualche istante, se appena terminata la funzione religiosa. Adesso Leonarduzzi passerà la parola al presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che anche lui darà due saluti di rito per la regione e via dicendo. Livignano Teor hanno rappresentato con questa presa l'intuizione di dare una risposta alternativa ad altri.
ha una tradizione plurisecolare, per testimoniare che non abbiamo bisogno di vivere dei miti e delle tradizioni di altri paesi, purtroppo diffusasi, e dobbiamo proteggere la nostra identità, perché se viviamo la nostra identità siamo più liberi e siamo più coscienti di quello che siamo, senza copiare in maniera magari anche in malo modo altre tradizioni. Quindi una grande responsabilità, un grande successo per questa comunità, la testimonianza di essere legati ai valori profondi del Friuli e del Friuli che rappresenta una comunità che guarda lo futuro con grande speranza. Quindi viva la Fiera dei Santi. Grazie per Lauro, grazie soprattutto il passato legato ad Allo, Ecco, ricordiamo che proprio il 31 ottobre qui a Rivignano non si festeggerà Halloween, ma si festeggerà la festa del Friuli. Adesso la parola a Mauro Bordin, consigliere regionale della Lega. Chiaramente per quanto riguarda Friuli TV noi non saremo presenti solo con questa diretta, oggi andiamo in diretta per l'inaugurazione, poi nel corso della serata vi invieremo qualche scatto fatto lungo i chioschi, però ci sarà anche un altro speciale che racconterà un po' quello che è la voce dietro le quinte dei protagonisti diretti e indiretti. Dunque, giusto per tenervi informati, continueremo a presenziare per tutti i 5 giorni con le nostre dirette, con i nostri live. Il capogruppo della Lega, Rivignano la congiura dello Stella, lui è stato sindaco di Palazzo dello Stella, quindi è inevitabile questa opportunità. Ora passa la parola a Leonardo Barberio, consigliere regionale della Fratelli d'Italia, il consiglio regionale. Allora Leonardo, mi pare che Leonardo viene da Pagania, quindi dalla collina è sceso del Alto Friuli, però anche loro si sentono bene. Diciamo che queste feste aiutano e fanno conoscere un po' il patrimonio del territorio, tu che sei anche un profondo conoscitore della terra. E mentre il marito sta parlando con Leonarduzzi, io invece avvicino la moglie che è dietro alle quinte per sapere innanzitutto come sta andando col discorso dei libri e come stai andando avanti col tuo progetto artistico. Sto preparando il secondo, insomma, volume, ma aspetto che riaprano le province perché al momento, insomma, non siamo ancora arrivati all'approdo definitivo. Però quello che conta, insomma, è che continui nei tuoi progetti. Certo, i progetti continuano, nel frattempo il secondo libro che doveva essere quello sulla riapertura delle province sta diventando un altro libro con un titolo diverso, sì, visti gli sviluppi poi storici e politici degli ultimi anni. E complimenti, e quando sarà pronto ci chiamerai? Certo, sarete i primi a saperlo. Senti, ma tuo marito tornerà in regione? Io non voglio svelare ancora nulla, io lo sa lui, insomma, diciamo così, diciamo che sta lavorando per rimanere nell'ambito della politica a lungo. Complimenti. Grazie. Allora andiamo avanti con la nostra diretta, sperando che prima o dopo questo benedetto taglio del nastro arrivi, però chiaramente il cerimoniere prevede il discorso anche dei presenti. Abbiamo trascinato dall'altra parte del fiume, che evoca anche racconti, romanzi di un certo livello e rilievo. Allora, Alfonso Singer, allora Morzano, lui è Morzano al tagliamento, non confondersi con Morzano di Strano, no? Quindi, allora, sei venuto ad imparare come si fanno le feste in Friuli? Io sono
Anche perché così completamente farete un gemellaggio Rivignano Mortano che fa anche un po' di rima. Allora con i consiglieri che sentiamo anche Fabrizio Pitton che è il sindaco della Talmassons. Ora la parola a Fabrizio Pitton che è il sindaco di Talmassons, dunque comune confinante con Rivignano Teor, già più volte presente anche ad altre iniziative per quanto riguarda i comuni del Medio Friuli. Non c'è nessuna famiglia che guarda Rivignano, quindi questa ricorda che fa sempre alla fine del santo, molto vicino a quello che Chiaramente noi siamo in una postazione fissa, soltanto magari per chi ci sta guardando da casa o attraverso l'iPhone, siamo in una postazione fissa e più di tanto non è che ci possiamo muovere. Dovrebbe arrivare il sacerdote a chiudere un po' tutta questa parte relativa. Dov'è? Motori della Stella, no, prima dei motori della Stella lo facciamo, prima dobbiamo sentire i due prosintesi, perché non sarebbe, Rivignano Teor non potrebbe reggersi se non si porta due prosintesi, è come un tavolo a quattro gambe, questo ne ha tre, se ne togli uno, allora, uno dei due, tenete la corda, tenete la... Adesso Leonarduzzi ha cambiato un attimo il programma, va a sentire i due prosindaci, perché il comune di Rivignano è vero che è retto da un sindaco, vice sindaco e una giunta, ma essendo un comune di una certa entità è stato nominato un prosindaco con un piccolo, diciamo così, consiglio per quanto riguarda Rivignano, e Teor chiaramente anche lui il suo prosindaco con un piccolo gruppetto di persone che collaborano assieme proprio per portare avanti nel territorio quelle che sono le iniziative che il comune poi dà per quanto riguarda insomma finanziamenti e via dicendo. Potrebbe anche trasferire magari un anno a Teor e un anno a Rivignano, portate il cielo è sempre lo stesso. Allora in realtà siamo messi d'accordo perché noi a Teor facciamo l'evento estivo che è il Volle in Teor e a autunno e inverno lo facciamo a Rivignano con la comunità. Lei che guarda, è come la Trinità, è come sindaco e due sindaci. Dai, siamo in tema, alleluia. Allora, Paravano o Paravano? Paravano, dai, Paravano. Andrea Paravano, che sarebbe il prosindaco però di Rivignano. Ecco, mentre Andrea Bazzo è Emanuele Bazzo, perdono, è il prosindaco di Teor, adesso Paravano invece è il prosindaco di Rivignano. Hai mai sognato la Cassa d'Amore? Sì, anche ormai è parlato, speriamo solo di regalare 5 giorni di spensieratezza e di felicità. Allora, prima di passare alle prossime associazioni, dobbiamo chiamare la vice sindaca. Diciamo E ora la parola passa al vice sindaco o la vice sindaca, io dico il vice sindaco. Ecco. Riportiamo Vanessa Vello che adesso parla. Signori delle telecamere, giornalisti, eccetera. Allora, la vice sindaca o il vice sindaco?
importante il ruolo istituzionale ricoperto, avere rispetto per questo, per rispetto per le istituzioni e naturalmente in queste occasioni sono ufficiali ma anche vissute e condivise con la comunità, credo che poco importi l'articolo che viene utilizzato, ma è bello condividere il momento. La gente, tutte queste persone, alle associazioni, credo che sia la cosa più bella e il vero senso poi di questi ruoli e delle istituzioni. Allora, vice sindaco, hai visto, insomma, sviluppo, non nascere, non lo posso dire perché insomma appartiene a chissà quanti anni fa, però l'hai vista evolversi, svilupparsi e diventare sempre più grande, una bella soddisfazione. Beh, siamo diversi anni ormai che facciamo gli amministratori e in effetti è una manifestazione che, come hanno naturalmente già detto prima di me che è intervenuto, ha una tradizione ultra centenaria, ma negli ultimi anni è davvero molto cresciuta. Un contenitore che contiene in sé davvero moltissimi aspetti sia di intrattenimento ma anche di riflessione, perché c'è anche la possibilità di... Allora, a proposito, scusa Bello, a proposito di riflessione, il passaggio di Salin prima è stato interessante perché lui dice no, le tradizioni sono friulane, noi non c'entriamo niente con Halloween e tutte queste cose che ci arrivano da oltreoceano che non hanno niente a che fare a vedere con la nostra cultura e le tradizioni del Friuli. Infatti questa è una tradizione nostra, nulla a che vedere con queste cose importate dall'estero e che dobbiamo assolutamente, ma non solo noi della nostra comunità di Rivignano Tor, ma anche il Friuli Venezia Giulia, deve non solo riscoprire, ma valorizzare. La ricchezza, ha detto Vanessa, che la ricchezza. Grazie Vanessa. Ah, è arrivato il sacerdote. Oh, è arrivato Don Brida, dunque dovremmo esserci per quanto riguarda il taglio del nastro. Due parole chiaramente le dirà anche Don Brida. Allora, ogni anno c'è questa grande festa, questo modo di celebrare i santi e i morti, ma soprattutto i morti, perché quindi è un modo per valorizzare, come che siamo esseri mortali sulla terra. Che valorizzare li sentiamo presenti, li sentiamo proprio anche attraverso le celebrazioni che ci sono in questi giorni e quindi è direi un modo ancora più profondo di comunione con loro. E allora questo dà la forza anche di reagire, di fare festa come avviene in questo paese meraviglioso e quindi ecco ci sono anche loro perché abitano il nostro cuore e allora è una cosa bella questa, no? E lo facciamo in loro non solo ricordo ma in loro presenza, perché con il Signore ricordo sono presenti anche loro e sono qua. Ma cosa cantiamo? Il Kyrie eleison che profondi secondo lei? Magnificat. Anche il Magnificat, ieri lo Stabat Mater, oggi il Magnificat. Va bene, grazie al sacerdote, bene, grazie, buona serata. Le associazioni, non possiamo dimenticarci che le associazioni, i motori della Stella, eccolo qua. Ecco che arrivano gli amici dei motori dello Stella, col balin. Ah, questa è bella, Col balin. Tutti i tempi. Allora, come va? Benissimo. Avete fatto una mossa dei vostri motori? Un po' di tutto, ecco, un gioiellino di famiglia, dai, sveliamo il segreto ai nostri amici. Abbiamo qua un Air Macchi Harley Davidson 350 da gara e un Laverda 750 da gara, cose molto un po' particolari. Laverda 750 SP. Quindi i due tempi, bicilindrica. No, 4 cilindri in linea, spettacolare. Domani la vediamo in moto. 2 valvole per cilindro. Esatto. Allora, viva i motori, viva la Laverda. Bene, dovrebbe essere concluso la parte, no, c'è ancora un'associazione, poi in teoria dovremmo andare ufficialmente al taglio del naso. Finiti? No, ecco, infatti mi sembrava che non mi tornavano i conti. Quindi ora procediamo con sta per partire il taglio del nastro che dà ufficialmente il via alla Fiera dei Santi 2022. 2022
della Fiera dei Santi. Scrivino i tamburi o scrivino i tamburi. Con il taglio ufficiale effettuato dal sindaco e dagli altri amministratori parte ufficialmente la Fiera dei Santi 2022 che terminerà, come detto, poi mercoledì 2 novembre con il Festival della Canzone Funebre. 5 giorni come sempre tutti da vivere, 5 giorni dove si può degustare a chilometro zero le specialità del fiume Stella e del territorio comunale di Rivignano Teor. Stiamo per concludere, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, questa telecronaca diretta dall'Agorà di Rivignano. Vediamo se il sindaco ci raggiunge per un'altra battuta di rito, anche perché ci sono i colleghi che lo attendono. E dunque vediamo, facciamo un po' come al tempo del Giro d'Italia, vediamo se... Allora avete tagliato? Però aspettate, colpo di scena, il colpo di scena, il colpo di scena. Noi abbiamo evocato prima, lo facciamo questo adesso telecamera, noi prima abbiamo evocato una fusione ipotetica tra Massons e Stizza. Guarda caso si è materializzato una rappresentante di Stizza, è consigliere comunale. Allora Valeria Grillo, anche tu qua. Allora, direi che è una bella manifestazione. Un'ottima manifestazione all'interno di queste giornate importanti, ma anche io faccio veramente complimenti alle mie che ci ha fatto bene, viva la vita per l'inizio di questa manifestazione della Fiera dei Santi. Allora, vediamo se il sindaco ci raggiunge. Signor sindaco, lo facciamo proprio in diretta. Signor sindaco, tutti e due, qua. Proprio all'Adriano De Zan, tanto per essere chiari. Fermi lì, torniamo indietro lì così, fate pure un passo indietro, proprio rigorosa diretta, ok. Cominciamo con il Don, può stare lì tranquillo, Monsignore, una grande, bella, finalmente si torna come una volta, no? Sì, direi che no, più che una festa d'autunno è una festa di primavera inoltrata, viste le temperature. Però al di là di questo, ecco, la primavera è soprattutto nel cuore di tutti i rivignanesi, di tutti quelli che sono impegnati e personalmente anche nel sindaco, credo, ma anche nel parroco, perché veramente abbiamo ripreso, si sente la gioia già nei giorni precedenti. È vero che sono anche giorni però dove come sacerdote devo richiamare anche alla riflessione e a non dimenticare, perché se tutto questo è possibile ed è bello, è proprio perché non dimentichiamo e non vogliamo dimenticare anche non solo i defunti di tutti, ma anche quelli che nei secoli e negli anni precedenti hanno lavorato, erano impegnati in prima persona. E allora proprio anche in nome loro è bella questa comunione di intenti, di gioia, di festa e di ricordo. Posso condividere completamente le parole che ha giustamente detto il Monsignore, perché è questa una festa antica che unisce un momento di svago, ma anche con un momento di profonda riflessione che queste giornate, che sono dedicate a ogni santi e ai defunti, portano nell'animo di ciascuno di noi. E quindi con questa doppia faccia, diciamo, che non è ostile una con l'altra, invitiamo tutti a venire da stasera. Abbiamo iniziato fino a mercoledì qui a Rivignano per questa nuova edizione del 2022 dell'antica millenaria Fiera dei Santi. Vi lasciamo alle vostre cose. Saluto il Don, ecco, proprio in diretta, e noi con l'inquadratura finale del campanile di Rivignano chiudiamo qui, gentili signore e signori, la telecronaca diretta in occasione dell'inaugurazione ufficiale della Fiera dei Santi di Rivignano, che sarà in programma da oggi fino al 2
di novembre prossimo, con tante iniziative a chilometro zero, come ha sottolineato anche il sindaco, ma soprattutto se volete divertirvi trovate l'alternativa giusta. Si trova qui, in una parte del cuore pulsante del Medio Friuli. Non resta che augurarvi e ringraziarvi per la visione all'ascolto. Continueremo a raccontarvi quello che accade a Rivignano nel corso anche domani con un altro speciale. E cosa dire? Buon fine settimana e soprattutto ricordatevi alle 3 bisogna tirare indietro l'ora perché scatta l'ora al contrario, cioè in retromarcia. Bisogna tirare indietro l'orologio, non ridarli indietro. Buonasera a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.